L'insediamento non poteva che essere innaffiato col spumante trevigiano. Bisoldi Valdobbiadene per festeggiare l'ingresso ufficiale a Palazzo Balbi del nuovo governatore del Veneto, Luca Zaia. Circondato da decine di fotografi e giornalisti, il ministro, che nelle prossime ore darà le dimissioni dall'incarico romano, ha confidato che è questo il momento più emozionante di tutta la sua carriera politica, perché qui, ha detto, si sta per scrivere una pagina di storia, quella delle riforme e del federalismo fiscale. Ne ho parlato anche con il Capo dello Stato, mi posso attribuire questo passaggio, visto e considerato che ormai non è più un mistero. Ne ho parlato nel colloquio anche privato, della necessità di spiegare ai cittadini, non ai veneti, ma ai cittadini in generale italiani, che autonomia non è in contrapposizione con unità. Questo lo dice la nostra Costituzione, è bene che si finisca di dire che il movimento federalista è un movimento centrifugo, cioè che scappa da Roma. Non è assolutamente vero. L'unità nazionale si ottiene dando autonomia ai territori. Le polemiche però sono già cominciate a partire dalle nomine degli assessori e in particolare dalla scelta di affidare la delega più importante, la sanità, a un geometra, il veronese Luca Coletto. Un'assegnazione contestata dai medici per voce del segretario della CIMO, la prima sigla della categoria, perché non basata su competenze tecniche. Il tecnico, il medico, ha un approccio appunto medico con evidentemente i pazienti, i fruitori della sanità. L'amministratore, insomma, non è obbligatorio che sia medico, visto e considerato che ha uno staff di tecnici, di specialisti che devono seguire appunto la parte tecnica. Dal canto suo Zaia rivendica la scelta e rilancia la sfida. Chi critica i miei assessori dice critica me. Nella squadra comunque anche volti noti, uno su tutti quello di Elena Donazzanna, che mantiene le deleghe al lavoro, formazione e istruzione e svela quali sono oggi le priorità. Federalismo ovviamente, scuola e lavoro. Sul tema del lavoro in particolare è stato dato a me nuovamente l'assessorato perché non si perdesse un solo giorno di lavoro da parte dell'amministrazione. Noi abbiamo delle priorità, domani io sarò a Roma ancora una volta per una trattativa che vede una grande industria del nostro territorio lasciare e chiudere, e noi non potevamo perdere nessun minuto. Si tratta della tintoria Olympias di Benetton, la cui chiusura mette a rischio il futuro di 150 famiglie.